Ciao a tutti gli amici del canale di YouTube Olga De Maio e Luca Lupoli. Anche oggi vi mostro qualche bel prodotto e in modo particolare, come molte di voi, anch'io amo le mini size, ovvero tutti quei prodotti in modo particolare, compresa questa pochette di Givenchy, che ci vengono omaggiati all'acquisto di alcuni prodotti nelle profumerie. E come vi ho detto tante volte, questo poiché è un programma, è un canale che parla anche di teatro, queste piccole taglie sono proprio ideali da portarsi anche in giro, anche in camerino durante gli spettacoli. Questa pochette di Givenchy è molto carina, ma anche abbastanza capiente. Vi faccio vedere per esempio un po' di prodotti al suo interno. Cominciamo con una mini taglia di primer occhi, questo è di Urban Decay, che tutti conoscerete. Poi ancora proseguiamo una sorta di giro di maquillage, questo è il Dream Skin Cushion di Christian Dior, che è fatto in questo modo. Ve lo apro anche così vi faccio vedere la mini taglia come è composta. Ha questo simpatico piumino e il tappino con il cushion. Questo è il prodotto. Poi ancora procediamo con una piccola terra di Too Faced. Questa è quella che profuma di cioccolato. Per procedere il nostro make-up andiamo avanti con una mini taglia di un blush di Elizabeth Arden, che è un po' luminoso. Così da fare il nostro make-up quasi tutto a base di mini taglie. Questo invece è una mini taglia di primer per gli occhi di Benefit, The Real. Questi sono prodotti che sto avendo il privilegio di usare. E poi proseguiamo con le labbra, una mini size di Dior Addict Lip Maximizer, che è un primer per le labbra, molto carino, che volumizza. Subito dopo, sempre di Christian Dior, il famoso 999, l'iconico colore rosso di Christian Dior. E infine un lip gloss di Clarins, questo è il colore e questo è il tipo di scovolino che ha. Questi per ora i prodotti che vi sono andata a mostrare. Non perdete il prossimo video, iscrivetevi al canale YouTube Olga De Maio e Luca Lupoli, vi aspetto, commentate, vi saluterò e vi mostrerò sempre altri prodotti. Ciao!